Un segno di memoria che diventa giustizia. Nella prefettura di Agrigento è stata consegnata la medaglia d'onore alla memoria di Gaetano Casino Papia, nativo nel capoluogo, deportato in Germania tra il 1943 ed il 1945. Un riconoscimento voluto dal Presidente della Repubblica per rendere omaggio ai cittadini italiani, militari e civili internati nei lager nazisti e costretti al lavoro coatto. La cerimonia si inserisce nel percorso tracciato dalla legge che ha istituito la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, in programma ogni 20 settembre. Un atto di memoria che diventa eredità morale per nuove generazioni. Innanzitutto io volevo soltanto un ricordo di quello che è stata una scelta dolorosa ma coraggiosa di tanti giovani, oltre a mio padre, che hanno scelto di non aderire al fascismo, di combattere una resistenza passiva e poi sono stati puniti, presi in Grecia, trasportati nei carri tedeschi fino in Germania, attraversando la Russia, e lì hanno passato 2 anni nei campi di concentramento, trattati come schiavi di Hitler, cioè utilizzati esclusivamente come manodopera, degradati dal loro stato militare e utilizzati nelle industrie belliche. Quello è un segno di una eredità che abbiamo avuto in famiglia, dai suoi racconti, dalla sua solitudine che è rimasta, che lo ha segnato, perché è un ragazzo che parte a 19 anni e vive questa esperienza è traumatizzato. Bene, loro hanno fatto una scelta, oggi tocca a noi, secondo me, continuare una scelta. Sì, l'importanza è dovuta al fatto che il governo italiano ha voluto istituire proprio con una legge del gennaio proprio di quest'anno la giornata dedicata proprio agli italiani internati nei campi di prigionia nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi il Presidente della Repubblica poi, ecco, a cascata, a seguito di questa importante introduzione normativa, ha conferito proprio le medaglie d'onore a tutti gli italiani che risultarono in quel periodo internati nei campi di prigionia. Noi abbiamo avuto anche un concittadino agrigentino, quindi abbiamo dovuto necessariamente, ho sentito proprio il preciso dovere di creare questo momento in prefettura di consegna di questo riconoscimento. Riconoscimento che poi è stato consegnato, ecco, alla figlia del signor Casino Papia Gaetano, che proprio in quel periodo, dico, ha tribolato, ha sofferto e con coraggio ha vissuto quel momento tragico per la nostra istituzione. Tra l'altro io poi negli approfondimenti oppure ho potuto rilevare che è stato un dipendente del Ministero dell'Interno, quindi ancora di più ho voluto suggellare questo momento qui nella sede istituzionale governativa per questi 2 motivi che ho appena riferito. Quindi è stato un momento molto sobrio, simbolico, però è molto sentito. La partecipazione dell'apparato istituzionale composto dai rappresentanti delle forze di polizia, dal sindaco del comune di Agrigento, dalla presidente del Libero Consorzio, ecco, ha fatto sì che veramente questo momento riunisse tutti i crismi di un momento di condivisione del territorio. Poi anche l'ANPI ha voluto partecipare a questo momento proprio perché il signor Casino Papia Gaetano è stato anche molto ma molto impegnato nell'ambito sociale, quindi questo è un motivo ancora di più di orgoglio e motivo per cui abbiamo sentito il preciso dovere, io in prima persona, a realizzare questo momento di condivisione e di riconoscimento nei confronti di questo cittadino di cui tutti dobbiamo andare fieri.